Un teatro prenotato fino all'ultimo posto disponibile. La norma per quanto riguarda la rassegna Natale con un sorriso, che vede prendere forma la sua quarta edizione. Un'idea iniziale che è cresciuta con il tempo. In principio si trattava di cercare nella cultura un momento di svago per una popolazione che nel 2010 era quella padovana, provata dall'alluvione. Quell'idea che allora nacque in un momento difficile, poi l'abbiamo sviluppata. Da padovana è diventata l'anno dopo padovana, trevigiana, vicentina, oggi è veneta. In tutto sono stati già 70 spettacoli, finora siamo a più di 30.000 spettatori, quest'anno 21 spettacoli che faremo in Veneto, spettacoli diversissimi. Un calendario completo inaugurato con il balletto in 3 atti La Bella Addormentata, sulle musiche di Tchaikovsky, con 18 ballerini a danzare sulle coreografie di Freddy Franzutti. Il palcoscenico è quello del Teatro Verdi di Padova, il primo fra quelli scelti da Arteven per la programmazione di una rassegna completa e variegata. Si passa da un'orchestra della Filarmonia Veneta su Ennio Morricone, dal Teatro Verdi di Padova c'è La Bella Addormentata, i gospel che sono molto amati nel periodo natalizio, la danza, la prosa, c'è un po' di tutto perché l'area in fondo, la regione non è enorme, si può andare a vedere moltissime cose, ci sono alcune date che si sovrappongono, però si può, muovendosi con pochissimo chilometraggio, si può vedere moltissimo rispetto a questo panorama. Ovviamente nel sito di www.arteven.it e della Regione del Veneto vi sono tutte le informazioni che servono per poter anche prenotare un posto. Si ragiona nell'ordine delle migliaia di spettatori? Ma noi abbiamo un obiettivo che sono 10.000 spettatori su 21 comuni, cominciando dal Teatro Verdi di Padova, quindi da una location molto forte per l'area regionale. L'anno scorso abbiamo raggiunto questi obiettivi anche abbondanti e quindi ci diamo questi obiettivi, ma ovviamente speriamo sempre che le persone portino un'altra persona e quindi si raddoppi tranquillamente. Lo scopo di allargare la programmazione in provincia è anche di catturare il maggior numero possibile di spettatori che altrimenti non si avvicinerebbero ad eventi di questo tipo. La voglia di variare l'offerta e creare serenità, come gratuitamente. Anche se poi, devo dire, ringrazio i comuni in particolare, hanno ritenuto qualche sera di mettere un biglietto simbolico. E perché un biglietto simbolico quando c'è uno spettacolo gratuito? Perché si fa solidarietà. E allora una volta con l'offerta favoriamo le cucine popolari, una volta con l'offerta favoriamo dei voucher per i disoccupati che troveranno quindi qualche esperienza di lavoro. Da metà dicembre del 5 gennaio le sovrapposizioni fra spettacoli sono davvero poche. Nel distribuire le date Arteven è stata attenta a collocare le rappresentazioni. L'organizzazione sembra complessa, in verità è molto semplice perché alla fine la proposta che noi andiamo a fare ai comuni attraverso questo progetto della Regione del Veneto è abbastanza semplice da organizzare, nel senso che c'è molto entusiasmo, molta attesa, la voglia di stare insieme che è la grande forza che ha il teatro e che ha la musica e che ha la danza e questo è per noi un grandissimo meccanismo alla fine che fa stare insieme le persone. Di crisi si riesce comunque appunto a sovvenzionare interventi di questo tipo? Devo dire che in questi anni siamo riusciti, dimezzando quello che è l'investimento in cultura, e la cultura avrebbe molto bisogno, a raddoppiare il numero degli eventi che la Regione aiuta. Perché? Perché rispetto a quello che era un progetto del passato finalizzato all'aiuto a spot, cioè ad ogni iniziativa, abbiamo fatto rete eventi con le province che ha, ripeto, raddoppiato il numero degli eventi, raddoppiato il numero degli spettatori, dimezzato i costi, ma soprattutto la cosa che ci fa, e lo vediamo questa sera, ha alzato enormemente l'asticella della qualità. E allora questa grandissima mole di iniziative, ripeto, 21 adesso, quelle di primavera, tutte quelle estive, tutto il sistema di rete eventi è la base su cui poggiamo le grandi realtà venete, l'Arena, la Fenice, il Teatro Stabile, cioè a dire abbiamo un'offerta completa, rivolta ai veneti, ai turisti italiani e ai turisti del mondo.